Vedete che è già collegata con me la prossima ospite, la prossima relatrice, che è l'architetto Alessia Mora. Prima con lei andremo ad affrontare due tematiche che sono legate al comfort e alla sicurezza. Definiamole così, poi entriamo nello specifico. Chiedo adesso di far partire lo slideshow in modo tale che riusciamo a vedere con l'architetto Mora di Celenit, vedete appunto qui, chi è Celenit, per chi non la conoscesse ancora, e qual è il prodotto insomma che l'azienda commercializza. Intanto buongiorno Alessia. Buongiorno a te Lara e buongiorno a tutti i partecipanti. Vi ringrazio per questa piccola premessa che tendiamo a non fare mai, il chi siamo e cosa facciamo. Però di questi tempi ci teniamo molto a mostrarlo, quindi per chi non ci conosce, spero sia una piccola parte della platea, Celenit è un'azienda italiana con sede a Padova che dal 1963 ha lo stabilimento produttivo appunto ad Onara di Tombolo, che è una piccola frazione vicino a Cittadella, che è una città d'arte molto conosciuta, e da qui è partito tutto e tuttora continua a darci grandi soddisfazioni. Oggi con voi ci concentreremo su un tema che è quello del fonoassorbimento, dell'acustica e delle applicazioni di interni, ma Celenit nasce per l'edilizia. Addirittura siamo arrivati al riconoscimento del prodotto con il nome del brand. Il prodotto viene chiamato Celenit, punto, per identificare cosa? La lana di legno mineralizzata con il cemento e non con la magnesite, ed è un prodotto che appunto è nato come il primo isolante per i getti di calcestruzzo. È nato dal Populit, un analogo prodotto edile, isolante termico ed acustico, e le prime applicazioni erano appunto l'utilizzazione dei pannelli come cassero per i getti di calcestruzzo. Perché questo? Perché il legame calcestruzzo, pannello era indissolubile. Abbiamo trovato alla Triennale di Milano ancora dei manufatti nei quali il pannello era completamente integrato alla struttura portante. Bisogna fare dei carotaggi per vedere poi esattamente com'è la stratigrafia, ma il pannello si ancora in modo perfettamente permanente, e la superficie che rimane, come si vede da un'immagine che stava scorrendo prima, è intonacabile. Quindi il pannello è un isolante termico ed acustico per appunto le applicazioni in edilizia, che trova il suo massimo uso negli ultimi anni nel settore delle strutture a secco, perché è un isolante estivo che garantisce inerzia termica, un'adeguata massa e un calore specifico, quindi in grado di accumulare il calore. Ma il medesimo prodotto, se utilizza al posto del cemento grigio il cemento bianco, diventa un prodotto che ha un'estetica tale da poter essere utilizzato per le sue proprietà acustiche anche a vista. Quindi la stessa ricetta che troviamo in EPD, con quelle 3 materie prime principali, legno, cemento e acqua, alle quali si è aggiunto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni abbiamo fatto un upgrade produttivo, abbiamo inserito una parte di contenuto di riciclato, perché le normative e diciamo, i protocolli di sostenibilità, più che le normative più recenti, richiedono una parte di contenuto di riciclato, per cui le materie prime sono 4. Il legno che vedete qui non è un legno riciclato, non è un cippato, non è uno scarto di legno, ma è un tronco di abete rosso che viene lavorato in modo tale da ricavarne delle fibre lunghe. Queste fibre lunghe vengono bagnate, miscelate con questa parte di, chiamiamola panatura, di cemento e polvere di marmo, con le polveri, e ogni singola fibra viene rivestita e viene mineralizzata, viene resa inerte dalla presenza del cemento e dalla polvere di marmo. Per cui il rimanere come oggetto di calcestruzzo a maturare 24 ore e poi passare nel seccatoio fa sì che ne risulti un pannello completamente rigido, dove le proprietà del legno, che ho detto non è riciclato, ma è un legno di catena proveniente dalla catena di custodia PFC o FSC, quindi una materia prima rinnovabile,
quel legno diventa un inerte, diventa insensibile al fuoco, all'acqua, al degrado, agli insetti, a tutto quello che può essere un deterioramento nel tempo. E questo fa sì che ci sia una versatilità del prodotto, la possibilità di utilizzarlo appunto dai tetti in legno, quello che vedete alle mie spalle come rivestimento anche estetico e fonoassorbente ovviamente, oppure anche per applicazioni più banali. Ci sono molti agriturismi che lo utilizzano per fare le fioriere, riciclano gli scarti o per fare gli orti, quindi è un materiale ovviamente certificato ecocompatibile per queste caratteristiche che vi ho detto e che trova appunto molteplici applicazioni. Perfetto Alessia. Allora, ci hai inquadrato sicuramente il prodotto per chi non lo conoscesse ancora, e anche l'azienda. Come hai detto, tra le varie applicazioni, oggi andremo a vederne due, due, tre in particolar modo. E la prima è quella della fonoassorbenza. Infatti abbiamo visto fino a poco tempo fa, insomma, sia con gli architetti di BC Studio quanto anche all'inizio, quanto sia importante riuscire ad ottenere degli ambienti confortevoli in ambito educativo. Quindi iniziamo a parlare proprio del comfort acustico negli ambienti scolastici, in modo tale che così capiamo come può essere applicato, quali sono le sue caratteristiche proprio in questo ambito. Certo, confermami se si vede bene la presentazione. Perfetto. Allora, mi riaggancio molto volentieri alla presentazione dei colleghi che hanno mostrato un approccio alla progettazione che ci piace, molto simile a quello che è il nostro modo di lavorare e le attenzioni che diamo, perché appunto il tema anche della sostenibilità, del riciclo, del riuso, del recupero è un qualcosa che ci è molto caro. Quello che noi cerchiamo di promuovere, soprattutto in questi eventi nei quali possiamo intervenire o negli eventi che spero prossimamente faremo con voi di approfondimento dettagliato di queste tematiche, è appunto parlare di sistemi integrati o perlomeno di interventi che pongano l'attenzione non a una mera caratteristica tecnica, ma ad ottenere delle prestazioni di comfort, sicurezza, attenzione alle tematiche ambientali, rispetto delle normative che siano il più possibile efficaci. Si è parlato, prima ho sentito, perché qualche passaggio l'ho perso, dei colleghi della presentazione precedente, quando hanno parlato delle situazioni nelle quali negli ambienti scolastici ci sono bambini che hanno difficoltà e quindi devono essere seguiti da altri docenti o che hanno problemi di apprendimento. E il problema di apprendimento molto spesso può essere legato alle problematiche del bambino. Tendiamo sempre anche noi, quando parliamo di edilizia scolastica, a pensare a una scuola elementare o una scuola dell'infanzia. Poi ovviamente quando si parla di edilizia scolastica si arriva a tutti i gradi, quindi fino alle aule universitarie. Però per chi ha bambini, come nel mio caso, si vede quando un bambino arriva a casa stanco dopo 6 o 8 ore di scuola e ti dice: guarda, c'era un casino, la compagna parlava troppo, non sentivo bene, o come capita a quelli che hanno problemi di vista, se sono messi in ultimo banco hanno difficoltà a capire, e lì non è un problema del bambino, è un problema proprio del segnale che non arriva. E l'acustica è la stessa cosa. All'interno di un'aula scolastica, e una grandissima percentuale di ambienti scolastici non presenta nemmeno il rispetto del DPCM del 97, quindi dell'1,2 secondi di tempo di riverbero, fanno sì che questi studenti siano scarsamente concentrati, abbiano problemi di disattenzione, non comprendano bene. Ed è qui che l'acustica la fa da padrone, perché se ci troviamo in un ambiente corretto, adeguatamente confortevole, il rendimento aumenta. È come un ambiente di lavoro. Se io sono in un ufficio con una persona che parla forte tutto il tempo, posso concentrarmi per un po', ma arriva il momento nel quale mollo e dico: boh, non ce la faccio più. Ed è qui che la presenza di rivestimenti fonoassorbenti di qualsiasi tipo è fondamentale,
da valutare all'interno della progettazione di edifici scolastici, sia nelle aule scolastiche ma anche negli spazi comuni, e poi vedremo anche negli ambienti per lo sport. E qui vediamo vi faccio già vedere due best practice, quindi una scuola in Finlandia, in questo caso una biblioteca dove il controsoffitto è stato realizzato con i pannelli verniciati in bianco, e una scuola a Montelupo, Fiorentino, dove queste due immagini le ho scelte perché ci sono presenti anche i bambini, e molto spesso le scuole non ci permettono di entrare a fare le foto, e quindi ci sono queste immagini un po' di ambienti che sembrano quasi puliti, ma immaginatevi questi 20 bambini quando urlano, quando parlano, cosa possono generare sia nell'ambiente sia nei confronti di un insegnante. E intervenire con rivestimenti fonoassorbenti cosa significa? Creare delle superfici che assorbano i rumori. Non stiamo parlando di fonoisolamento. Il fonoisolamento, che è quello che gran parte delle normative considerano, è quello che sto dicendo io in questo ambiente rispetto a quello che si trova al di là della parete che vedete alle mie spalle. Il fonoassorbimento e l'assorbimento di questa stanza è generato dalla caratterizzazione delle superfici. Per cui se io vado, immaginate un cinema, se io vado a rivestire le pareti di tessuto, ovviamente il suono non rimbalza ma viene assorbito, c'è una percentuale di assorbimento, un grado di assorbimento, un grado di riflessione, e questa percentuale è appunto l'assorbimento del materiale. Dove lo trovo? I produttori di materiali fonoassorbenti forniscono, e qui entriamo un po' nella parte tecnica, forniscono una documentazione dove c'è un dato, in questo caso si chiama alfa W, l'assorbimento, coefficiente di assorbimento acustico, 0,95 significa il 95% di capacità di assorbimento del mio materiale, che come vedete qui però varia alle varie frequenze, quindi uno 0,97 ai 5000 Hz, che arriva addirittura a 1 ai 315, poi cala alle basse frequenze, e qui si vedono poi le curve. Questo dipende dal materiale. Nel caso di Celenit vengono messe a disposizione, e quando vi manderemo questa presentazione interattiva, quindi potrete scaricare tutto quello che vedete quando trovate questo indicatore, e si può vedere dalle numerose prove che sono state fatte in un laboratorio notificato, l'Istituto Giordano, cosa succede al variare del prodotto, quindi della texture, al variare dello spessore, dell'intercapedine, se quell'intercapedine è costituita da materiale fibroso come la lana di roccia o la fibra di legno, e in base alla tipologia costruttiva, diciamo così, c'è un certificato e un alfa W che può variare in maniera crescente, decrescente, variabile. In questo caso 0,70, M indica medium, le medie frequenze, oppure 0,90 low, alle basse frequenze ho il massimo dell'assorbimento, e questo ci aiuta a progettare ambienti che siano confortevoli. Qui si vede chiaramente la capacità di assorbire del materiale, perché non è liscia, non è una superficie liscia, che è quello che si vede generalmente in molti ambienti affollati, non solo le scuole ma anche uffici, ristoranti. Quindi scegliendo una delle due texture si hanno andamenti differenti del coefficiente di assorbimento. E qui si vede cosa significa avere installato un pannello di questo tipo. Rimane a vista, in questo caso ha la colorazione naturale del legno, è chiamata nature, e si vedono le sfumature differenti. Non è omogeneo ovviamente, perché partiamo da una materia prima che è a livello di colorazione disomogenea, come le pavimentazioni appunto in legno. E questi sono i risultati, che sono eccellenti risultati in referenze che molti di voi magari già conoscono, e che fanno sì che questi ambienti abbiano il massimo del comfort per sia gli utenti sia i bambini, quindi sia i ragazzi, ma anche tutto quello che è il personale scolastico. L'unica cosa che diciamo nota positiva di questi ultimi anni è che dal 97, dove c'era l'unica indicazione di tempo di riverbero, che è quello l'indicatore, il tempo di riverbero, qui non vi faccio una presentazione tecnica perché non è l'intento, ma immaginiamoci questa unità di misura in secondi, che è un tempo che indica quanto è riverberante il mio ambiente. Si battono le mani, si scoppia un palloncino e si vede in quanto tempo decade di un tot di decibel.
il DPCM indicava 1,2 secondi per le aule scolastiche. Se un'aula scolastica non è corretta, non presenta 1 metro quadro di materiale fonoassorbente, i secondi potrebbero essere anche 3, 4 o 5. Immaginatevi una maestra che parla e dopo 5 secondi c'è ancora l'eco di quello che sta dicendo. Con la classificazione acustica ed edilizia della UNI 11367 era stata inserita una formula per il tempo di riverbero ottimale, ma è stato finalmente il decreto criteri ambientali minimi, decreto CAM nel 2017, a fare riferimento a una norma UNI, la 11532, che dà dei tempi di riverberazione, quindi in secondi ottimali, in base alla tipologia di ambiente. Gli ambienti per lo sport, in base al volume, possono avere fino a 2 secondi. L'1,2 secondi che c'era nel 97 nella normativa, che praticamente è la base di una buona parte delle scuole italiane, per le aule adibite al parlato, se sono aule piccole addirittura non è sufficiente l'1,2, bisognerebbe scendere allo 0,5 fino a un 1,2 per aule di 5.000 metri cubi. Per cui questo qui, che è richiamato dai CAM, adesso è, chiamiamola così, la Bibbia, il punto di partenza per le nuove progettazioni. Ed è questo il motivo per cui molte scuole adesso vengono progettate correttamente, dando il giusto valore anche a quello che è il comfort indoor. E questo è un esempio abbastanza banale di un'aula scolastica piccolina, 7,20 m x 5,60 m, dove dallo stato di fatto, quindi analizzando i coefficienti di assorbimento delle superfici, immaginatevi un cubo dove vado a caratterizzare ogni faccia, pavimento, le pareti, se è tutto riflettente, intonaco, vetro, piastrelle, il tempo di riverbero, questi sono dati ovviamente da software, è di 8,59 secondi. Se vado a inserire una superficie al 100% del controsoffitto, quindi 40 metri quadri di pannello da 25 mm con intercapedine ribassata e da 23 cm e fibra di legno retrostante, arrivo a 0,52 secondi di tempo di riverbero medio, con il rispetto dell'ottimale, che ovviamente in base al volume di questo ambiente è di 0,63 secondi. E questo è un esempio di copertura totale di un controsoffitto. Nel caso delle aule universitarie, volumi più importanti, parliamo di volumi di intorno ai 700-1000 metri cubi, il tempo di riverbero comunque aumenta se non c'è alcun tipo di isolamento posizionato a parete, intervenendo in parte a soffitto e in parte a parete, si scende intorno ai 0,70 secondi e si rientra all'interno di quello che è la categoria della norma tecnica in base al volume. E questo è un esempio di come nella pratica si può isolare un soffitto e anche parte delle pareti. Perché? Perché l'appendice B della stessa norma dà anche le indicazioni su come distribuirlo il materiale, perché lì in acustica la posa in opera e il posizionamento del materiale fa la differenza. Quindi se viene posizionato sul perimetro, sulla parte centrale, ad isola, a baffle, l'importante è che ci sia una distribuzione omogenea e che si evitino superfici riflettenti. Quindi dove sto parlando io adesso ho del materiale fonoassorbente dietro e la superficie liscia davanti, perché il suono può rimbalzare davanti a me, ma quando torna indietro rimbalza. Immaginate sempre quando trattate l'acustica una palla, la voce diventa una palla che rimbalza e in base a quello che trova, rimbalza qui in questo soffitto intonacato, continua a rimbalzare, ma quando arriva a una parete di queste qui che è corretta acusticamente, smorza la sua potenza e cambia direzione e rende l'ambiente più confortevole. L'acustica ovviamente con questo tipo di prodotti e la tipologia di materiale consente anche la possibilità di personalizzarlo, quindi non parliamo nelle scuole di classiche soluzioni con i quadrotti bianchi e i profili a T, ma si possono, in base alla scelta del bordo, alla scelta del colore, alla scelta della dimensione della texture, si possono generare delle configurazioni di altro tipo. Si possono anche creare delle integrazioni di illuminazione, si può far diventare il materiale parte del progetto o addirittura un aspetto identificativo che va a rappresentare quel tipo di ambiente. Ed è quello che succede molto spesso, ci vengono chiesti gli stessi pannelli ma in colori diversi per identificare le aule
oppure negli spazi comuni vengono create delle applicazioni d'altro tipo, tipo applicazioni sospese come queste che vedete qui in queste bozze, quindi elementi sospesi più che elementi lavorati a parete. Vi faccio l'esempio di un ristorante, però per farvi vedere qual è l'effetto della superficie lavorata, oppure si può pensare di lavorare anche con le forme, soprattutto in quegli ambienti magari dove i bambini sono anche più piccoli e sono più sensibili a questo aspetto, dove si può pensare anche di fare un'integrazione col corpo docenti o con tutte quelle che sono le teorie o quello che ci sta dietro al processo formativo dei bambini e creare un qualcosa di un certo tipo, con le forme o con i colori. E questo è un esempio, tra l'altro, recente di come abbiamo presentato queste forme, nel caso specifico i triangoli, a un evento l'anno scorso a Milano, il primo evento in presenza che siamo riusciti a fare dopo questi 2 anni un po' difficoltosi. Quindi questo è un assaggio di quello che è la potenzialità che può avere questo tipo di materiale all'interno delle applicazioni fonoassorbenti. Ho messo un particolare abbastanza che io ritengo abbastanza ovvio, ma non è ovvio per tutti. Non stiamo parlando di applicazioni particolari o che richiedono un certo tipo di manovalanza, stiamo parlando di pannelli che sostituiscono le lastre di cartongesso, quindi a livello di posa in opera, chiunque sappia lavorare con le strutture metalliche per i rivestimenti in cartongesso sostituisce il cartongesso con un pannello che è già finito e rimane a vista. E questo è uno dei vantaggi che non richiede una manodopera specializzata. Perfetto Alessia, grazie per questo primo intervento. Poi ho una domanda su questa parte, ma te la faccio alla fine. Va bene? Affrontiamo adesso anche l'altro argomento, ovvero la questione sicurezza. Quindi Certo. cercare di capire come possiamo usare il pannello e quindi come possiamo intervenire in modo mirato per proprio andare ad affrontare tutti i problemi che abbiamo visto in passato e anche adesso purtroppo ci sono di crolli eventualmente, di cedimenti, crolli Certo. delle aule. Quindi vediamo un po' l'applicazione di questo pannello in questo ambito specifico. Certo, diciamo che mi è piaciuta vedere una delle ultime slide della presentazione precedente dove in un caso studio mostravano quali erano gli interventi e tra i primi c'era la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico, perché è da lì che si parte. Cioè in Italia siamo un paese che ha una storia e un patrimonio edilizio, soprattutto di edilizia pubblica e scolastica, datato. Quindi generalmente si parte ad intervenire nelle scuole per far fronte a problemi di sicurezza, quindi problemi di sfondellamento più che problemi di adeguamento sismico. E come dicevo all'inizio, intervenire con le soluzioni fonoassorbenti in lana di legno consente al contempo, e noi abbiamo appena visto l'acustica e la personalizzazione, quindi il design, ma ci sono altri aspetti di sicurezza come la resistenza allo sfondellamento, agli impatti, quando parliamo di palestre, all'umidità, la protezione al fuoco, che vengono per prime. Sono anni che, questi ultimi 2 anni si parla di salute e sicurezza, perché dobbiamo lasciare i bambini in aula sotto a solai che potrebbero avere questo tipo di problematica, perché è quello che succede. Questa è una ricerca in Google, scrivendo la parola sfondellamento vedete subito le notizie che escono e non parliamo di 20 anni fa, parliamo di notizie recenti. Qual è il vantaggio in questi casi? Beh, intanto un vantaggio non c'è mai, nel senso che vuol dire che la situazione è abbastanza critica quando succede, bisogna evitare che succeda. E cosa si fa? Come nel caso dell'acustica che vi ho mostrato prima, che ci sono delle prove in laboratorio che mostrano l'evidenza del dato acustico, anche nel caso dello sfondellamento l'Istituto Giordano consente di fare dei test che, vediamo solo la foto dopo, eccolo qua, dei test che vanno a simulare le situazioni più sfavorevoli e che mostrano appunto quanto un controsoffitto o installato in maniera classica su dei profili AC, quindi pannelli avvitati a struttura AC,
o installato su profilo AT, quindi classici quadrotti o rettangoli dove ho il profilo AT che sostiene il pannello di rivestimento. Quello che succede appunto all'Istituto Giordano, e mi piacerebbe organizzare con voi proprio un focus su questo tema della sicurezza, perché parlare proprio di queste prove e degli casi studio lo mostreremo a breve in un manuale specifico, in un focus che stiamo completando sulle soluzioni antisfondellamento. Vediamo, sta riscuotendo molto successo appunto soprattutto negli enti pubblici, presso gli uffici tecnici comunali o presso comunque i professionisti, perché è una richiesta molto che arriva continuamente. Quindi garantire una tenuta al carico, alla caduta sia della porzione di intonaco ma anche di parti del solaio, della pignata, significa garantire sicurezza agli occupanti, perché immaginatevi non questa mole ovviamente di pignate, ma basterebbe anche un piccolo pezzo di soffitto che cade su un banco o comunque in un ambiente occupato. Immaginiamo poi queste situazioni come possono aumentare esponenzialmente quando si tratta di solai con luci elevate, più che di ambienti dove le zone sismiche sono importanti. Quello che abbiamo fatto rispetto alle prove precedenti è stato l'anno scorso di testare con un carico ancora più elevato. Quindi abbiamo fatto un test, il carico fino a 500 kg al metro quadro, e il soffitto è rimasto pressoché invariato. Ricordate quello che vi ho detto all'inizio, i pannelli sono in lana di legno mineralizzata con il cemento, quindi il pannello che vedete alle mie spalle, che è lo stesso che viene utilizzato, lo vedete qui nella prova a vista, anzi vi mostro, a parte che dopo riassumiamo i vantaggi, però vi mostro questo caso studio a Manerbio, dove in una scuola hanno, questo è ancora del 2015 mi sembra questo lavoro, quindi con le prime prove che avevamo fatto, hanno creato tutta l'orditura retrostante seguendo le indicazioni del certificato, quindi orditura primaria a un determinato interasse, orditura secondaria anche lì a un interasse identificato, e il numero di fissaggi, vedete qua 1, 2, 3 viti, non si vedono perché generalmente le forniamo del colore del pannello, comunque ci sono le viti che mostrano il pannello avvitato. Parliamo di pannelli da 2,5 cm o 3,5 cm che pesano dai 12 ai 15 kg a metro quadro, quindi parliamo di pannelli che hanno un certo peso, hanno una densità che varia dai 350 ai 550 kg a metro cubo in base allo spessore, perché immaginate che la pressa che li schiaccia, quindi il 15 mm che è il più sottile, è più compatto, quindi ha una densità più alta, mentre il 5 mm, che è 5 cm, scusate, che viene usato in edilizia, ecco, diciamo che il massimo spessore che si usa nei rivestimenti fonoassorbenti, i tre spessori sono 15, 25 e 35 mm. E immaginatevi un pannello di questo peso, un pannello rigido, denso, che sostenga il carico che vi ho mostrato. E il vantaggio principale di questa soluzione antisfondellamento rispetto ad altre presenti nel mercato è l'ispezionabilità senza dover necessariamente installare botole, chiusini o un qualsiasi altro elemento utile all'ispezione, perché come viene avvitato il singolo pannello viene svitato e si controlla dietro quello che è lo stato del solaio, per cui sia nel caso dei profili AT dove posso semplicemente alzare il pannello, sia nel caso in questo caso dei pannelli avvitati, è un sistema che garantisce, e qui torno ai vantaggi, la completa ispezionabilità. E questo non è un aspetto da poco. Dopodiché fare un controsoffitto di questo tipo, quindi con i pannelli a vista, perché io parto di intervenire nella scuola per l'adeguamento e la sicurezza. Installo un sistema antisfondellamento, ma al contempo cosa ottengo? La conformità ai CAM, ai criteri ambientali minimi, o all'ID, o all'ITACA, o quello che è il protocollo che tra l'altro vado ad inserire, il Casa Clima School, che vado ad applicare al mio progetto. Il metodo di installazione è tradizionale, i profili come vedete qui sono classici profili a scatto e profili a C, quindi profili che si trovano comunemente nel mercato, magari non di sti tempi, con i tempi che ci sono delle consegne e l'approvvigionamento. Generalmente l'installazione è garantita come installazione tradizionale. La portata abbiamo visto fino a 500 kg di carico, il comfort acustico
perché il sistema che abbiamo visto qui ha un coefficiente di assorbimento, e poi c'è un ulteriore step, perché il titolo della presentazione di oggi era l'antisfondellamento, ma attenzione che quando si parla di sicurezza c'è anche il fuoco, e l'abbiamo visto anche qui in molte notizie che si vedono nei telegiornali. Bisogna conoscere la classe di reazione al fuoco del materiale che vado a installare, conoscendo la norma, che è una norma molto semplice, 13501, l'abbiamo rappresentata qui con i simbolini. La classe va dalla A1 alla E, dall'incombustibilità al materiale combustibile. La S identifica lo smoke, fumo, l'emissione di fumo, e il D, il drop, le gocce incandescenti. Per cui i prodotti in lana di legno, come si vede qui dalla prova, sono in A2S1 di 0 o in BS1 di 0, quindi propagano la fiamma molto lentamente, non producono fumo e gocciolamento. E il risultato è che secondo la classe, la tabella e le corrispondenze del DM 15 marzo 2005 possono essere utilizzati tranquillamente anche nelle vie di esodo, e l'avete visto prima in una referenza, c'è questo grande corridoio con i pannelli a vista, perché appunto negli ambienti di questo tipo possono essere utilizzati i materiali nella vecchia classe 1, che appunto corrisponde al BS1 di 0. E quando si parla al fuoco non solo reazione ma anche resistenza, quindi il sistema EI60, un controsoffitto a membrana che garantisce la tenuta e l'isolamento per 60 minuti, è sia appunto resistente al fuoco per 60 minuti indipendentemente dal solaio che ha sopra, ma questa soluzione l'abbiamo testata anche per lo sfondellamento. Quindi questo sistema con il Cellinit ABF, che resiste al fuoco 60 minuti, è antisfondellamento e resiste anche agli impatti della palla. Quindi riusciamo a fare un lavoro a 360 gradi con tutto quello che è per garantire sia la sicurezza sia il comfort. Qui tra l'altro le ho posizionate in un ordine sbagliato, però dopo vi mostro l'antipalla. Il comfort è anche la qualità dell'aria, le emissioni che questo materiale ha. E la classe più chiara, anche se non è del regolamento della normativa italiana, proprio la normativa italiana, è l'etichetta della classe francese che identifica le emissioni di VOC o COV, di composti organici volatili, da una classe A+, che è la migliore, a una classe C, che è la peggiore. E questa è la tabella. La classe A+ richiede, nel caso del formaldeide, meno di 10 microgrammi, la classe C considera quando la formaldeide è in una concentrazione superiore ai 120 microgrammi. Questo è quello che è stato testato in un pannello verniciato con colori in classe A+. Quindi siamo sotto i 2 microgrammi di formaldeide, sotto ai 2 microgrammi di stirene, dove il limite è 2,50, i VOC totali 117 su un limite di 1000, per cui utilizzare materiali che non facciano male alla salute, che mi garantiscono anche un'adeguata riflessione luminosa, quindi possano garantire un ambiente nella quale la luce naturale sia percepita in un certo modo, e che si riducano i costi di illuminazione, perché nel 2022 dobbiamo ancora parlare di problemi di energia e di costi dell'energia. E ultimo e non ultimo, il rapporto di prova Eurofins Air Comfort Gold, che è il test sempre sui composti organici volatili, che consente di rientrare non solo all'interno della norma francese e di ICAM, del decreto criteri ambientali minimi, ma anche del LEED, del BRIM, più che dell'HBB o di quelle normative che appunto richiedono una verifica dei composti organici di materiali. Ce ne sarebbe da parlare per ore di questi argomenti e ci auguriamo di approfondirli, però quello che aiuta sempre è vedere le realizzazioni, e con queste ultime foto concludo il tema sicurezza con la questione dell'antipalla. Io ricordo dell'età adolescenziale quando si giocava a pallavolo in palestra e succedeva non questo, ma qualche pannello veniva danneggiato. Se i test, anche in questo caso, sono fatti da un ente terzo, Istituto Giordano o più che enti in altri paesi, la conformità alla norma 13964, che è la norma tecnica dei controsoffitti, più che alla DIN 18032,
fa sì che i sistemi sia su profili A T sia su profili AC e quindi abitati siano resistenti all'impatto della palla. Quindi immaginatevi una pallonata che arriva qui, il pannello non cade. Il test è fatto con il carico più forte di lancio della palla, che non è una palla da calcio o una palla da pallavolo, è una palla medica. Il pannello non si danneggia, non si rompe e non cade, quindi non è pericoloso per gli occupanti. Ovviamente quando viene posato questo sistema o questo sistema devono essere garantiti gli intrassi, sia a soffitto che a parete. Qui vi mostro due immagini di posa perché torna sempre buone, però il risultato poi integrando sicurezza, acustica ed estetica e comfort è questo, un progetto nel quale il rivestimento la fa da padrone. Il rivestimento è parte integrante del progetto, non è una semplice parete con i pannelli. Ed è qui il ruolo del progettista. Progettare i rivestimenti fonoassorbenti come parte del sistema, integrando luci, integrando tutto quello che è la configurazione delle pareti perimetrali più che dell'arredo interno, e quello che ne risulta è un qualcosa di integrato, e ci piace molto mostrare le immagini in questi ultimi anni. Mi ero dimenticata di avervi messo anche queste foto, eccole qui, perché nelle scuole, in molte scuole, ci sono anche le piscine, e anche lì sicurezza significa assenza di muffe, assenza di problemi di danneggiamento di prodotti dal cloro più che dall'umidità, per cui utilizzare un prodotto nel quale il legno diventa inerte consente di intervenire anche negli ambienti sportivi scolastici come le piscine. Quindi spero che questi input che vi ho dato possano suscitare curiosità o dare comunque una lettura diversa. Chi il Cenit lo conosceva come il pannello per i ponti termici o per le coperture o per i cappotti, perché è anche questo, ecco, quindi i risultati sono eccellenti, e il filo conduttore di tutto è sempre il tema della sostenibilità. E anche qui vi do uno spoiler, nel senso usciremo a breve con un approfondimento integrato di, eccolo qui, protocollo LEED, di come vengono rispettati i criteri del appunto protocollo LEED 4.0, del protocollo Itaca e del decreto criteri ambientali minimi, per cui usciremo con una manualistica specifica che è una mappatura completa che va a spiegare nel dettaglio tutti questi aspetti che sono già presenti nella nota tecnica criteri ambientali minimi, ma che avrebbe senso formalizzare, perché sono cose che abbiamo da sempre ma che effettivamente non abbiamo mai formalizzato nel modo corretto. E quindi trovate tutte queste informazioni nel nostro sito o dando come si dice, compilando la liberatoria per la privacy, con la quale poi possiamo inviarvi tutti questi aggiornamenti tecnici che usciranno. Perfetto Alessia, grazie. Tu in queste ultime slide hai risposto già a un po' di domande che erano arrivate, quindi riguardavano, Sapevo che l'avrai fatto. riguardavano un po' l'interazione pannello umidità, pannello illuminazione, eccetera. Per cui queste un po' hai già risposto, però ce ne sono un paio che vorrei farti comunque. Certo, dimmi. Ora, la prima, come ti dicevo, riguardava la parte acustica. Sì. Chiedono poi, oltre a fornire naturalmente il materiale, fornite un supporto tecnico vero e proprio, nel senso che nel momento in cui si va a progettare l'acustica, che ne so, di un complesso scolastico, quindi delle aule, Certo. piuttosto che una palestra, eccetera, il vostro è anche un supporto progettuale, e se questo poi è anche avallato da misure in loco, oppure le misure vengono affidate a esperti esterni. Certo, allora è necessario un tecnico competente in acustica per le misurazioni in opera, anche per il supporto progettuale sarebbe ideale che fosse incaricato un tecnico specializzato, e noi lavoriamo con degli studi da parecchi anni con i quali siamo in contatto costante. Diciamo che lo staff tecnico, ecco, Celenit, oltre alla produzione, non l'ho detto all'inizio, oltre alla produzione di materiali isolanti, fa da sempre consulenza tecnica a 360 gradi, quindi sia sul settore edile che sul settore, quindi isolamento dell'involucro, isolamento acustico, inteso come fonoisolamento, che sul settore acustica indoor e fonoassorbimento.
facciamo consulenza ai professionisti, agli studi tecnici comunali e diamo un supporto, chiamiamolo così, iniziale nella scelta di quelle che potrebbero essere le soluzioni integrabili sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista del risultato, per cui possiamo fare dei calcoli previsionali semplici che si possono fare con come si dice, ambienti abbastanza regolari, con un'analisi, con un rapporto superficie-volume di un certo tipo, sono abbastanza attendibili con la formula di Sabin. Dopodiché per la parte di misurazioni in opera appunto è necessario il tecnico competente. Noi siamo tra l'altro tutti architetti e geometri come staff ufficio tecnico specializzati in sostenibilità, per cui l'acustica è arrivata dopo per noi, quindi siamo formati anche noi in acustica. Non possiamo redigere le relazioni, le relazioni da fornire appunto nella pratica edilizia, però diamo supporto ai progettisti. Sì, era solo una curiosità sul supporto al progettista in questo particolare, in questa Sì, sì. particolare applicazione, insomma, questo è Sì, sì, certo. la relazione noi la possiamo fare nel momento in cui abbiamo i dati dell'ambiente, quindi si può valutare quanto materiale, perché questi calcoli previsionali che facciamo noi e poi arrivano in mano al tecnico acustico o molto spesso in qualche modo viene organizzata l'attività, partono da quanto materiale devo inserire per arrivare al rispetto del tempo di riverbero ottimale, quindi quello che è il limite, perché in alcuni ambienti non va bene nemmeno l'eccesso di riverbero, bisogna stare attenti anche a questa cosa, quindi bisogna correggerli correttamente sia in più che in meno, sia aggiungendo materiale ma anche togliendone. Quindi quei calcoli noi li possiamo fare in via previsionale, basta contattarci nella sezione contatti del nostro sito e il referente tecnico appunto dà il giusto supporto. Certo, infatti guarda, adesso ha scritto effettivamente la persona che aveva posto la domanda, era questo il suo obiettivo, capire effettivamente il supporto che potete dare in vista Sì. di una correzione acustica all'interno di un edificio scolastico, per cui questo va bene. Faccio ancora un'altra domanda che riguarda proprio la parte più architettonica, se vuoi, dell'utilizzo del pannello. Tu avevi fatto vedere prima appunto diverse colorazioni del pannello che si possono personalizzare, eccetera. Allora le domande sono due. Uno, quando avviene ad esempio la colorazione, la fate voi naturalmente? Avete magari che ne so, una serie di colori da Pantone da poter utilizzare? Adesso non lo so, oppure dei colori RAL, non lo so. E altra cosa, se fate anche eventualmente, se è possibile applicare non delle stampe, ma effettuare dei disegni proprio sul Sì. pannello, non sagomare il pannello, ma di fare proprio delle stampe sul pannello. Esatto. Sì, hanno abbastanza intercettato quello che è sono i task che stiamo portando avanti adesso, nel senso che la colorazione, ci sono due possibilità. O forniamo noi il pannello verniciato, il pannello naturale è disomogeneo, il Mhm. pannello verniciato, lo vedete qui, è omogeneo. O forniamo noi il pannello già verniciato, noi verniciamo all'interno dell'impianto in linea, a spruzzo, e con colori in classe A+, anche lì certificati, e il pannello arriva in cantiere già verniciato, insieme alla latta di colore per i ritocchi, perché nel caso di pannelli avvitati poi le viti col pennellino vengono, come è successo qua dietro, qua voi non la vedete ma la vite è qui. Questo punto qua. Una qui e una centrale, non le vedete perché a manina queste le abbiamo fatte noi, le abbiamo colorate. L'altra possibilità è, soprattutto nel caso dei colori scuri, che adesso vanno molto di moda anche negli alberghi, soprattutto in Alto Adige, queste distese di controsoffitti neri o antracite, si possono anche colorare in opera, a spruzzo però, perché il colore deve penetrare all'interno degli interstizi e il colore va dato con un'inclinazione di 45 gradi da un lato e dall'altro per poter poi non vedere dietro la trama che è tinta legno, un color paglierino, un beige. E questa è la risposta alla prima domanda, quindi o li forniamo colorati noi o si possono colorare in opera. 90% dei casi li verniciamo noi. L'altra cosa è
La lavorazione del pannello, il pannello è lavorabile come un pannello in legno, quindi a pantografo o con una sega circolare o con un seghetto alternativo per ricavare non solo le forme che abbiamo mostrato noi, quindi vediamo se torniamo negli esagoni, nei triangoli, non solo questi triangoli, ma si può creare anche un'immagine a fungo, a fiore, abbiamo creato degli alpaca, quindi il disegno che ci è stato chiesto. L'altra possibilità è quella di stampare. E stampare, cioè uno la possibilità di utilizzarlo come base, quindi farlo proprio a mano, il disegno, decorare il pannello. La possibilità che vediamo adesso svilupparsi con dei fornitori è quella di fare delle vere e proprie stampe. Con dei macchinari appositi si può stampare qualsiasi soggetto, dal Monet al Kandinsky alla foto delle montagne. Ovviamente partiamo dal presupposto che non viene dato su una superficie liscia, ma su una superficie piena di piedi e vuoti. Però è possibile anche questo, non direttamente all'interno del nostro stabilimento, ma con apposite attrezzature si può fare anche questo, quindi si potrebbero fare anche dei quadri che però sono limitati da una cosa, dal modulo. Il pannello ha una dimensione fissa limitata dalla produzione, che è 60 cm di larghezza, il modulo più grande, 2,40 m di larghezza. Quindi i pannelli che vedete alle mie spalle, ad esempio, sono 120 x 60 con l'aggiunzione appunto, la vedete lì, quella linea lì, e qui non si vede, qui dietro non si vede, ed è il motivo per cui questa è come si dice, la lavorazione che più piace, perché si perde un po' la modularità del pannello, che invece vedete lì nel caso dei pannelli gialli dove c'è la righetta orizzontale. Però pensate di lavorare un pannello in legno, ecco, quindi la facilità è lì. Perfetto Alessia, allora io ti ringrazio per questo tuo intervento e per aver anche chiarito qualche dubbio. Di Tico c'erano anche più domande, ma hai proprio risposto nella ultima parte della tua relazione. Qui vedete comunque anche i riferimenti dell'architetto, Sì, potete fare anche riferimento ai social piuttosto che al esatto. sito, infatti, seguendo l'azienda e i loro lavori. Sai Lara che quando manderete questa presentazione ai partecipanti, essendo interattiva, loro possono cliccando scaricare la manualistica specifica, quindi c'è la possibilità appunto di fare già un download della documentazione tecnica da questa presentazione PDF. Perfetto, allora, che così almeno anche qualcuno aveva chiesto come eventualmente riuscire a recuperare i cataloghi, quindi ci siamo, insomma, anche, abbiamo risolto anche quest'ultima curiosità. Allora, Alessia, io ti ringrazio per il tuo intervento, speriamo di rivederci presto, magari in presenza, va bene? Assolutamente. Assolutamente. Grazie a tutti e se c'è bisogno mi ricollego dopo se ci sono altre curiosità in caso. Benissimo, grazie Alessia. Grazie a voi. Ciao.